Salve a tutti cari lettori, io sono Olga e vi do il benvenuto al 10° episodio del nuovo progetto che vorrei portare avanti, oltre ai video che già trovate sul mio canale. Ogni mese troverete uno o più nuovi podcast diffusi sia sulle principali piattaforme, sia ascoltabili su YouTube, dedicati alla lettura di un libro, all'approfondimento di qualche personaggio storico o tema d'attualità. Vi basta solo scegliere la piattaforma che preferite, seguirmi su Facebook, Instagram o iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità e il gioco è fatto. Trovate tutti i riferimenti nella descrizione e ovviamente si accettano suggerimenti. L'argomento di oggi vuole raccontarvi la storia di una città toscana che potremmo definire come la Manhattan del Medioevo. Con le dovute proporzioni, il suo skyline, punteggiato di edifici alti e slanciati, ricorda quello di New York. E gli storici considerano le torri di questa cittadina i primi grattacieli del nostro paese. Dove siamo? A San Gimignano, tra Siena e Firenze. L'argomento di cui parleremo è una mia parziale rielaborazione di un articolo scritto da Raffaella Martinotti per la rivista mensile Airone, che trovate in edicola e che ritornerà spesso durante i nostri appuntamenti. Partiamo subito! Se avessimo la macchina del tempo e ci fosse possibile tornare nella Toscana del XIII secolo, numerose città toscane ci sembrerebbero simili alle nostre moderne metropoli, con grattacieli altissimi che svettano su tutte le altre abitazioni. La città di San Gimignano era già abitata dagli Etruschi, si trova in una posizione ben difendibile e intorno all'anno 1000 divenne un importante punto di sosta sulla via Francigena, il tracciato che portava a Roma i pellegrini dell'Europa occidentale. Sebbene fosse una città molto ricca grazie alle attività agricole, come il commercio dello zafferano o la lavorazione della lana, San Gimignano conobbe periodi di aspri contrasti fra i Guelfi, sostenitori del Papa, e i Ghibellini, sostenitori dell'imperatore, e proprio nel XIII secolo raggiunse il suo massimo splendore sotto il governo ghibellino. Il 200 e il 300 sono infatti i secoli delle case-torri, molte delle quali raggiungevano anche i 70 metri d'altezza ed erano simbolo di ricchezza e potenza. Ma nessuna di queste torri è giunta fino a noi, eccetto forse per quelle di San Gimignano, in provincia di Siena. Sono circa 16 e hanno fatto sì che la cittadina divenisse patrimonio UNESCO dal 1991. Pensate che nel periodo di massimo splendore in città c'erano ben 72 torri, una per ogni famiglia, spesso molto più alte rispetto ai regolamenti cittadini. Un regolamento del 1255 stabiliva l'altezza massima delle torri a 52 metri, ma a San Gimignano ce n'è una di 54 metri, ossia la Torre Grossa, la più alta della città, costruita fra il 21 agosto del 1300, 4 mesi dopo la visita di Dante alla città, e il 1311. Le case-torri erano edifici dunque costosi da realizzare, oltre a richiedere una certa perizia tecnica. Gli spazi interni erano ristretti, mentre i muri esterni erano spessi anche 2 metri, così da avere fresco in estate e caldo in inverno. A volte le torri delle famiglie alleate erano collegate da passerelle in legno per permettere scambi e comunicazioni. Pur avendo subito un forte calo con la peste del 1348 e quella del 1631, San Gimignano è sfuggita ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale ed è oggi uno dei luoghi più celebri e visitati al mondo. E tu? Sei già stato a San Gimignano? Se sì, raccontami la tua esperienza. Non ancora? Beh, allora dopo il Covid dovrà essere la tua prossima meta.
Siamo giunti alla conclusione di questo podcast. Grazie per essere arrivati fino alla fine. Spero davvero che questo podcast sia stato di vostro gradimento. Noi ci vediamo prossimamente e, come dico sempre sul mio canale, ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!